Buongiorno a tutti, io Roberto Pudu, agente immobiliare Remax. Oggi vi presento un nuovo immobile appena messo sul mercato, siamo a Maracalagonis. Siamo tra l'altro a ridosso della strada principale, in una zona semicentrale, e questo è il cancelletto d'ingresso, tenendo presente che è una casa indipendente che ha sia un cancelletto d'ingresso che un cancello carrabile. Questo è l'ingresso dell'appartamento, siamo nel cortile che comunque abbiamo su 3 lati, che adesso vi faremo vedere, portoncino d'ingresso che entra dentro la casa indipendente. 2 sono le finestrature del primo vano, che sicuramente è meglio assoggettabile a soggiorno. L'esposizione è veramente fantastica, seguitemi perché vi farò vedere prima il cortile e poi entreremo dentro l'immobile. Questo è il cancello scorrevole che dà praticamente lungo la seconda parte del cortile, dove potete tranquillamente mettere 1, 2 e, se riuscite a fare bene Tetris, anche 3 posti auto. Ma da questa parte, dopo che chiaramente avremo tutti i vari vani, abbiamo l'ultima parte, che è una parte diciamo chiusa come se fosse un chiostro, in realtà tutta veranda a vetri, e questa è la parte grande dedicata al cortile posteriore. Cortile che chiaramente, come potete vedere, ha assolutamente una grande privacy, dato che non si affaccia a nessuno dei vicini. Quello che vedete alle mie spalle è un locale tecnico completamente sanato e conforme, e queste sono le 2 immancabili piante di limoni. Chiaramente la porta finestra della casa indipendente esce anche sul retro, e poi quando vi farò vedere tutta la casa vi dirò come poter sfruttare anche il piano di sopra. Ritorniamo indietro per entrare davvero dentro l'immobile indipendente. Un solo gradino ci separa dal piano ed entriamo dentro l'immobile. Casa indipendente di una certa data, come non se ne costruiscono più di questa portata, sono 150 metri quadri interni di coperto, più un lastrico solare superiore di altri 150 metri quadri circa, che potete sfruttare con le più varie e future situazioni per poter ampliare l'immobile. Certo è che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 vani più bagno e un'ampia veranda chiusa come c'è l'abitazione. Vi faccio vedere una serie di particolarità, non solo, anche gli ornamenti dei soffitti, che sono belli alti. Questo è il primo vano, tenendo presente che la situazione chiaramente ha muri portanti, ha tramezzi tra una camera e l'altra, può essere oggetto di numerose variazioni a seconda delle vostre necessità, con annessione o trasformazione di vani in camere o soggiorno o cucina. Questo in effetti è un vano molto particolare, doppia finestratura, sia direttamente su strada che da questa parte sul cortile anteriore con il cancelletto d'ingresso. Esattamente quasi di fronte, altro vano finestrato sul cortile anteriore, molto ampio, sempre con la stessa altezza. Da questa parte, proseguendo sull'ampio disintegno, abbiamo l'unica stanza, se volete chiamarla come solitamente gli acquirenti mi dicono, cieca. Vi faccio vedere, dovrebbe accendersi l'autofocus, c'era una finestrella che è stata chiusa, oggetto di chiusura. Da questa parte, altro vano che si affaccia sulla parte del cortile laterale, e poi le chiusure come si utilizzavano un tempo per suddividere il bagno, evidentemente da ristrutturare. In questo caso abbiamo una vasca ai sanitari, ma abbastanza ampio, e poi quella che dal mio punto di vista potrebbe essere un'ottima soluzione per una camera con una cabina armadio o con un bagno in camera, o perché no, tutte e 2. Guardate che ampiezza, ok? Qua chiaramente c'era una struttura che adesso non c'è più, bella, ampia e soprattutto finestrata sul cortile posteriore. Altra situazione che potete sfruttare è questa ampia vetrata. Questa è civile abitazione, è dato appunto come loggiato o
ok, chiuso, ok, con tutte le vetrate, potete creare uno studio oppure potete creare un altro salottino. Da questa parte, porta finestra, usciamo. Nella parte posteriore che abbiamo fatto vedere prima, cortile con 2 grandi aiuole, 2 pianti di limoni. Questo è un locale tecnico, può essere utilizzato come locale siccomero con tutti gli impianti, e da questa parte, in precedenza, c'era la scala che portava al lastrico solare. Vi ricordo, 150 metri quadri con muretto, ok, da poter sfruttare con solo la fantasia di quelli che sono gli spazi che vi servono o che vorreste utilizzare. Successivamente potete osservare le slide del lastrico solare. Godetevele, perché poi ritorneremo qui. Questi erano i 150 metri quadri di lastrico solare che potreste utilizzare come volete, sia con una scala interna che con una scala esterna, sia con la creazione, dato che l'ingresso è vicino alla strada di accesso, con l'utilizzo separando 2 unità abitative. Ma questo solo voi potete deciderlo. Io vi lascio riepilogando il tutto. Guardate questo ampio loggiato che va direttamente verso il portoncino d'ingresso. Vi ricordo che siamo a Maracalagonis, siamo in una zona vicino alla strada principale, in semicentro, e questa è una casa indipendente. Sono 150 metri quadri più il cortile, più il lastrico solare di 100 e altri 150 metri quadri circa. Potrebbe essere la vostra prossima soluzione. Io vi ricordo che sono Roberto Pudu, agente immobiliare Remax Mistral, e che posso vendere anche la tua.